Sì, grazie dell'invito, grazie anche per l'iniziativa che mi pare sensata, anche perché, come vedete, i temi che affronteremo nel ciclo di seminari sono tutti temi in cui si fa molta retorica e poca iniziativa. E quindi anche un po' il filo rosso di questa conversazione sarà quella di provare a vedere non solo le caratteristiche del fenomeno, in questo caso dell'astensionismo, ma anche che cosa si può fare. Anche perché il che cosa si può fare è in larghissima parte in mano alle istituzioni. Istituzioni centrali, regionali e in particolar modo anche comunali, no? Cioè ci sono diversi aspetti che vedremo su questo punto. La prima osservazione che costituirà il filo rosso, ripeto, di tutto il ragionamento è questa. Attenzione che la partecipazione dipende da tanti fattori. No? Noi tendiamo sempre a considerare solo quello della protesta. Non si va a votare perché ce l'hanno tutti su con i politici, con le istituzioni. Ecco, ma la domanda è: siamo così sicuri che è questa la componente principale? La componente più vasta? O dipende da altri fattori? Ecco, questo vedremo via via. Allora, prima slide, poi avete tutti i materiali, verranno pubblicati sia in forma sintetica che in forma quindi di presentazione, sia in forma anche di report, no? Non ho adesso mi sentite meglio? Ecco, sia in forma di report che in forma di sintesi. Questa è l'idea di come sono andate le elezioni nei vari paesi europei nel secondo dopoguerra. Dal 44 al 69, 70, 92, 93, 2008, 2009, 2021. Se voi vedete l'Italia 92, 90, 82, 74, quindi c'è certamente una diminuzione della partecipazione al voto di quasi 20 punti percentuali, se ci mettiamo i 21 è ancora di più, di 20 punti. Come osservate, il calo della partecipazione è diffuso in tutti i paesi europei con intensità diverse. No? Allora già questo è un problema, perché alcuni paesi il calo è molto basso, prendete ad esempio Lussemburgo, Norvegia, Spagna, Svezia addirittura cresce, no? Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, cioè ci sono paesi in cui il calo è 2, 3, 4%. O addirittura crescita. Ci sono paesi in cui il calo è di 10-11 punti, ci sono paesi in cui il calo è intorno ai 20 punti, Germania, vedete, Italia, Portogallo, eccetera. Allora, una prima risposta è questa. Vanno a votare di più i piccoli paesi. Cioè il calo è minore nei piccoli stati. Provate a vedere Danimarca, qua. Poi Lussemburgo, eccolo qua, no? Norvegia, vedete, meno 3,5, Svezia, no? Perché nei piccoli paesi? Perché più piccolo il paese, più è forte il senso identitario. No? Quindi votare diventa... Fa eccezione in questa serie di piccoli paesi la Svizzera, meno 20, ma qui il punto è un altro, che la Svizzera è più importante il voto cantonale che il voto federale. Cioè andare a votare per la federazione svizzera è come votare per l'Europa, quindi si vota meno. Per i cantoni invece la partecipazione è intorno all'80%. Qui avete l'Italia, è chiarissimo il calo da 92, e la linea blu
è quella del Veneto, le elezioni politiche in Veneto, la linea verde è le elezioni politiche in Italia. Ah, scusate, contrario. Italia blu, Veneto verde. No. 92-63, quasi 30 punti di differenza. Tenete presente che questa prima parte, fino al 1980, questi 25 anni, dal 46 al 79 circa, sono gli anni di maggiore contrapposizione, no? Quindi votare diventava una sorta di chiamata alle armi. No? Poi c'è un calo piuttosto intermedio degli anni 80 e poi c'è il calo degli anni 90-2000. Ora, la domanda è: perché cala così? E qui ci sono tante spiegazioni, ne introduco una prima, no? Una prima che va compresa, che riguarda tutti i paesi del mondo. Votare al seggio è una modalità dell'Ottocento e del Novecento. Cioè nel XXI secolo il voto al seggio risulta per molte generazioni, per vari problemi che vedremo adesso, una cosa antiquata, difficile, costosa, burocratica, aggiungetevi tutto quello che volete. E in molte parti del mondo si stanno sperimentando con successo forme alternative ad andare al voto al seggio un giorno o 2 giorni, la domenica, lunedì o solo la domenica, in un certo arco di ore. Noi pensiamo che sia l'unico modo, in realtà non è detto, non è così. Ed è indipendente dalla questione voto elettronico. Il voto elettronico è di nuovo un voto elettronico al seggio. Vedremo. Allora, un primo problema da argomberare è di tener conto dei vari corpi elettorali nei vari tipi di elezioni, delle incongruenze sugli archivi anagrafici, ma in particolare del problema degli iscritti all'AIRE. Voi sapete tutti cos'è l'AIRE? Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C'è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero che poi si riversa nelle liste elettorali, elettori italiani e elettori residenti all'estero. Okay? Queste liste vengono aggiornate semestralmente a giugno e a dicembre. Quindi in ottobre si è votato con le liste aggiornate al 30 giugno, adesso nelle prossime amministrative si voterà con le liste aggiornate al 31/12 o al 1 gennaio 2023. Ora, c'è un diverso modo di regolare il voto degli iscritti all'AIRE nei diversi tipi di elezione. Questo, già da solo questo crea un sacco di problemi. Primo, nel voto per i referendum e le elezioni politiche è previsto il voto per corrispondenza. Quindi io sono iscritto all'AIRE, posso votare per corrispondenza in qualsiasi paese io mi trovi. Ok? Oppure posso votare, vedete, nei seggi in Italia per le circoscrizioni del territorio nazionale o circoscrizioni estero per corrispondenza, anche per gli italiani non iscritti all'estero, ma non iscritti all'AIRE, ma temporaneamente all'estero. Ok, fin qui? Alle europee non è previsto il voto per le corrispondenza, alle regionali non è previsto il voto per corrispondenza, alle comunali non è previsto il voto per corrispondenza. Ok? E più ci sono varie forme, ma insomma, regionali e comunali o uno viene qui o non vota di fatto. Ok? Io sono in Brasile, devo venire in Italia. Sono in Inghilterra, devo venire in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, quanti sono gli iscritti all'AIRE? Elettori. Come vedete, sono quasi 5 milioni. Con l'aggiornamento
del 1 gennaio 2023 hanno superato sicuramente i 5 milioni, perché la crescita è stata di un altro 2,2%. Quindi più del 10% del corpo elettorale italiano è formato da residenti all'estero. 9,7, eccolo qua. 4 milioni e 9, adesso qui è 30/06/2022, sono sopra i 5 milioni. Che effetto hanno? Guardate il comune di Venezia. Le ultime elezioni, abbiamo preso capoluogo, 20 settembre 2020, è andato a votare formalmente i 62, ma perché io metto nel totale del denominatore tutti gli elettori italiani più residenti all'estero. Ma se io tolgo i residenti all'estero, la partecipazione al voto è 66,9, 5% in più quasi. Idem più o meno in tutti i capoluoghi di provincia italiani, vedete. Inoltre, l'incidenza degli elettori residenti all'estero dipende dalla dimensione comuni ed è 16% sul corpo elettorale, nei comuni fino a 5.000 abitanti, del 10 nei comuni tra 5 e 10.000, dei 7 tra 15 e 50.000, dei 6 tra 50 e 200.000 e l'8 e 6 oltre i 250.000. Quindi è molto differenziata. Guardate qui, Veneto. Nei comuni della provincia di Belluno i residenti iscritti all'AIRE sono il 23%, a Treviso il 15,4%, a Vicenza l'11%. Perché? Perché percentuali così diverse tra Padova e Treviso, tra Verona e Treviso. Allora, ci sono due spiegazioni. Una, che immagino a voi pensiate tutti, ed è quella storica. Però avrebbe dovuto esserci Rovigo, no? Sotto il profilo storico, cioè l'emigrazione di fine 800, primo 900, gli eredi che si iscrivano, i nipoti. Però attenzione, un'altra spiegazione è molto più opportunistica. Ci sono agenzie che procurano l'iscrizione all'AIRE. Cioè io pago 100, 150 a 200 euro e mi inventano dei nonni, dei bisnonni italiani. Specie, questo fenomeno è molto presente in America Latina. In Africa, in Asia, cioè soprattutto in quei continenti lì. Perché c'è voglia di essere iscritti all'AIRE? Perché se io sono un brasiliano, un argentino, un cileno iscritto all'AIRE, immediatamente ho il doppio passaporto, giro tutta Europa senza chiedere visti e posso andare negli Stati Uniti con le regole europee, non con le regole latinoamericane. Prima il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri si preoccupano di questo problema, meglio è, perché guardate gli effetti. Nei comuni di Soverzene il 70,8%, il 71% dei residenti degli elettori è iscritto all'AIRE. Ok? Per cui alle ultime elezioni a Soverzene è andato a votare il 26%. È vero? No, tolgo gli iscritti all'AIRE, va a votare il 70%. Cioè formalmente il 26%, no, ma sostanzialmente no, è andato a votare quasi tutti, il 70%, anzi a Soverzene sono andati a votare in tanti. No? Quindi, vedete, Posina 56, Arsie 50 e avanti, no? Cison di Valmarino 43, Valdaltico 45, Cibiana 45, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, la spiegazione è molto semplice, che queste agenzie scelgono un piccolo paese e buttano tutti lì.
fanno da agenzia e non è che li distribuiscono nei vari comuni, prendono un comune qualsiasi e dicono vabbè, buttiamoli e mettiamoli tutto lì. Però immaginate paesi in cui un comune in cui la metà degli elettori è fatta di iscritti AIRE, che senso ha valutare le elezioni regionali, le elezioni comunali con il rapporto voti validi su elettori totali? Dalla volta scorsa e sempre l'osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto pubblica i dati anche togliendo l'AIRE, in modo da far vedere, almeno facciamo quello, no? Cioè, in modo da far vedere, abbiamo suggerito di far così anche al Ministero degli Interni, ma come dire, sollevano un problema giuridico di non facile soluzione, hanno paura che discriminare l'AIRE, eccetera, eccetera. Una cosa molto semplice che potrebbe essere fatta è che nel seggio elettorale viene spuntato chi è iscritto all'AIRE, in modo di essere esattamente sicuri, perché magari uno c'è che torna a casa, ecco, 2 c'è che tornano a casa. Però, ecco, questo è l'astensionismo apparente. Nelle elezioni comunali e regionali, a seconda delle regioni, conta intorno all'8, 9, 6, 5%. Anche nelle ultime elezioni regionali lombarde e laziali, nel Lazio, ad esempio, è andato a votare, in realtà l'astensionismo apparente è stato, come voi avete, del 48, ecco, vediamo, eccola qui il Lazio. No, l'astensionismo apparente è stato del 37, in realtà è andato a votare il 41, 4 punti in più. È poco e tanto, poi ci ragioniamo. Idem in Lombardia, eccolo là, 41-44. Guardate il Veneto nel 2020. In termini apparenti è andato a votare il 61, in termini reali è andato a votare il 67,5. 6 punti e 3 in più. Ecco, è solo per rendersi conto dei pasticci che capitano, e solo all'interno delle istituzioni si capiscono queste cose. Anche questo è un fatto interessante. I giornalisti non ne capiscono niente, i media, e quindi si può intervenire e si può fare qualcosa per ridurlo. Qui avete le stime per affluenza, ma come vedete le differenze sono sempre molto molto importanti. Ok. Abbiamo visto un primo tipo di astensionismo, che è quello apparente, dovuto solo alla faccenda AIRE. Poi esiste un astensionismo involontario e poi un astensionismo volontario che si distingue in disinteresse e protesta. Partiamo dall'involontario. Anche questo viene sottovalutato. Da chi è composto il fenomeno, da chi compone gli astensionisti involontari? Grandi anziani, malati, persone che nel momento del giorno del voto sono fuori sede, o per motivi di lavoro o per motivi di studio. Ok? Quanti sono? Tanti? Questo è il punto. Allora, questa è una rilevazione fatta fuori dai seggi, cioè fatta fuori dai seggi, fatta sulle liste elettorali. Le liste elettorali spuntano chi è andato a votare al seggio. Quindi io posso rilevare dopo alcune caratteristiche degli elettori che hanno votato e che non hanno votato. D'accordo? Perché se voi ricordate tutti, quando andiamo al seggio spuntano, c'è nome, cognome, data di nascita, sesso. Queste 3 caratteristiche riesco a individuarle bene. Questi sono gli astensionismi. Quando io vado sopra gli 80, 82, 84, raggiungo cifre 80-90% di astensionismo. Siccome gli anziani aumentano in continuazione, uno dei problemi è l'astensionismo dei grandi anziani. Eccoli qui. No, questa è la popolazione in Italia
dagli anni 50 al 2021, come vedete, no, i grandi anziani a partire dalla linea grigia 85-89 sono triplicati. In alcuni casi quadruplicati, in alcuni casi triplicati. Questi non vanno a votare, quasi nessuno, e quindi allora la domanda è come si fa a far votare i grandi anziani o i malati in casa, perché i malati in ospedale. No? Abbiamo fatto un esperimento nel comune di Feltre, cioè di richiedere al comune la possibilità di votare a casa. Sapete che è concesso? No? La procedura prevede 6 passaggi. Chi è andato a votare con la procedura del voto a casa alle ultime elezioni regionali? Una persona sola, quell'unica con cui avevamo fatto l'esperimento. Quindi comune di Feltre, 20.000 abitanti, una persona che l'ha chiesto, bisogna chiamare il medico, fare la visita medica, portare al municipio, il municipio richiede al medico il parere, il medico torna di nuovo al municipio. Ecco, è una cosa... Allora, è possibile sveltire queste pratiche? La mia risposta è, se si vuole, sì, no? E se si vuole si possono fare tante altre cose, cioè una volta lo facevano i partiti politici, però un servizio che è richiesto porta eventualmente il vecchio al seggio, no? In altri paesi ci sono vari strumenti, cioè l'accompagnamento per i disabili, oppure la lente di ingrandimento per chi non ci vede. Sembrerà una sciocchezza, no? Però una parte di anziani si vergogna perché non ci vede o ci vede male e avanti di questo passo. Non c'è nessuna attenzione a questi fenomeni. Passiamo, adesso qui i numeri sono piccolini, ve li leggo io. Questi sono il numero di persone che sono distanti dal proprio comune di residenza in un qualsiasi giorno della settimana, in particolare ovviamente giorni feriali, ma anche sabato e domenica. Ok? Quanti sono? Tantissimi, quasi 5 milioni. Eccolo qua, 4.894.000, che si trovano in una provincia diversa dalla provincia di residenza. Quanti sono che sono più lontani di 4 ore di viaggio? Quindi prima di fare 4 ore andare, 4 ore tornare per venire a votare, ci penso, no? Ecco, quasi 2 milioni. 7,27 più 4,51 più 6,80, quasi 2 milioni. Domanda, si può fare qualcosa per questi signori? Poi lo vedremo. Si può fare il voto nel comune dove sono. L'elettronica consente tutto. No? Li posso far votare dove sono. Se io sono all'università o sto lavorando a Napoli o in qualche altra parte del genere, voto a Napoli invece che votare a Venezia o a Padova o a Treviso o avanti di questo passo. Anche qui bisogna rifletterci, vedremo. Però questa è una seconda grande componente. Gente che è fuori quella domenica e lunedì per motivi di lavoro, di studio, ma anche per funerali, matrimoni, sport, vacanze. Pensate a quante sono le occasioni che spingono la gente a spostarsi lontano, no? Molto di più di 20, 30, 40 anni fa, tutto lì, no? Bisogna pensarci sopra. E poi invece ci sono gli astensionisti volontari che sono di 3 tipi, di 2 tipi, perché abbiamo detto che gli involontari sono circa il 40% degli astensionisti, quindi tolgo la parente, del resto 40% sono involontari. Gli altri sono volontari, una metà, 35-45, sono nelle statistiche europee, nelle indagini europee, quelli critici,
ok? Non vado a votare perché i politici sono tutti uguali. Non vado a votare perché la politica mi fa schifo. Non vado a votare perché è una magnaria. Scegliete voi l'esempio che volete, no? Oppure non vado a votare perché non mi interessa di niente, non leggo i giornali, non guardo. C'è anche il disinteresse totale. Della politica a me non interessa niente, avanti questo passo. E solo un altro 25, no? Quindi 35-40 alienati, 15-25 indifferenti, 35-40 involontari. Qui avete per maschi, femmine, lasciamo perdere un po' tutte queste specifiche, andiamo alla sostanza. Che cosa si può fare? Qui avete una piccola sintesi. Si può fare il voto per delega, ok? Cioè delego qualcun altro a votare per me. Ha un problema, chi è qui? Giuristi, vedo laggiù. C'è un problema giuridico sulla segretezza del voto, no? Il voto è libero, uguale, segreto, dice la Costituzione. Quindi nel caso del voto per delega, il voto non è segreto. La domanda è, in termini di giudizio di proporzionalità e ragionevolezza, preferisco che uno vada a votare, lo mando e gli do la delega, o è meglio che il voto sia segreto e che non voti? Ecco, sapete che la Corte ragiona in termini di giudizio di proporzionalità e ragionevolezza, tra due principi ugualmente meritevoli di attenzione, l'andare a votare e la segretezza. Devo trovare una mediazione, no? In alcuni paesi esiste il voto per delega. Eccolo qui, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera. Secondo, questa è una delle cose che si sta sperimentando con successo e che probabilmente verrà diffusa sempre di più nei prossimi anni, voto via internet. Attualmente c'è un esperimento in corso in Estonia che ha raddoppiato la partecipazione al voto. Cioè, voto con i sistemi elettronici, con tutte come dire, le sicurezze, ma noi facciamo tutte le transazioni in banca via internet, però non possiamo votare. No, vedete cioè, tutte le transazioni bancarie di tutto il mondo avvengono ormai via internet, quindi di lì su quello ci fidiamo, sul voto no. Ecco, forse bisognerebbe cominciare a riflettere. Guardate qui, voto per corrispondenza, ce l'hanno quasi tutti i paesi. Noi non ce l'abbiamo. Vi do due dati. Voto per corrispondenza, vedete in Germania. Alle ultime elezioni politiche di 2 anni fa ha votato per corrispondenza il 47,7% degli elettori tedeschi, la metà. Ok? Compresa la Merkel, che ha utilizzato il voto per corrispondenza. No? Stati Uniti, vedete? Poi loro hanno anche il voto anticipato, che chiarirò subito cos'è. Oltre il 60% delle elezioni di midterm sono state fatte per corrispondenza e voto anticipato. Se io non li avessi avuti, almeno una larga parte non sarebbe andata a votare. Ok? Cos'è il voto anticipato presidiato? Nei 15 giorni precedenti io posso andare a votare in comune, in una scuola, in un ufficio postale. Adesso c'è il progetto, l'avevamo studiato con le poste, no? Cioè le poste sono disponibili a fare anche da seggio elettorale, no? Nei 15 giorni precedenti io voto in posta, no? Ecco che tutti quelli che sono via per sport, sono via per matrimoni, sono via per qualsiasi altro, sono via per vacanze, che ho già programmate e non sapevo che si va a votare il 14 e 15 maggio, no? Compreso il sottoscritto, 14-15 maggio è in vacanza e non vado a votare alle elezioni comunali di Treviso, no?
Se avessi la possibilità di votare 10 giorni prima, 15 giorni, 2 o 3 settimane prima, nessun problema, no? Voto anticipato presidiato in altro luogo. Guardate quanti ce l'hanno. Cioè, vado in vacanza, no? Vado a votare dove vado, nel mio caso a Macerata. No? È possibile? Sì, perché basta che si faccia la scheda elettronica che viene mandata nell'ufficio, no? E avanti. Parentesi, anche la tessera elettorale è motivo, no, di astensione. Non la trovo, tutti i bollini sono stati riempiti, non ho voglia di andare in comune. Ora, abbiamo fatto il Green Pass per tutti. Non sarà mica così difficile fare un Green Pass elettorale. No. Vedete? No. No, abbiamo la carta d'identità elettronica, abbiamo tutto. Cioè, voto, a quel punto non posso votare più in nessun altro seggio d'Italia. Voto in luogo diverso da quello di residenza nel giorno di elezioni. Anche il giorno delle elezioni posso votare da qualche altra parte. No? Mi viene stampata elettronicamente la mia scheda elettorale, quindi io voto con la scheda elettorale della circoscrizione Veneto 1, collegio uninominale, eccetera, ma voto da qualsiasi altra parte. Tanto va tutto a finire in un'urna e chiuso l'argomento. Voto per particolari categorie, cioè do ulteriori strumenti per tutti quelli che sono in difficoltà per andare a votare. Ora, guardate l'Italia. 0 su tutto. Tanta retorica sulle astensioni, ma concretamente mentre molti altri paesi, non solo, ma sta studiando, proprio in questi mesi molti paesi stanno aggiungendo cose su cose, no? Quindi ragionarci sopra, no? Ragionarci sopra. A cosa si può fare per rendere il voto uno strumento moderno e non uno strumento dell'Ottocento? Ci sono problemi infiniti, in particolare di tipo giuridico, e che riguardano, ripeto, le 3 caratteristiche fissate dalla Costituzione: il voto è libero uguale segreto. No? Sul nocciolo segreto, sia sul voto per corrispondenza, sia sul voto, ci sono problemi di tutti i tipi. Però, se tutti gli altri paesi ci tengono meno alla segretezza del voto di noi, ecco, questa è la mia... Allora, in Italia si dice non si può fare perché c'è la mafia. Non lo so, ecco, siamo così sicuri che la mafia incide così tanto? Ecco, bisogna vedere, ecco, io inviterei una valutazione un po' più pragmatica, ecco. Dite. Ecco. Liste elettorali, ecco. Però, ecco, la mia idea è sempre questa: curiamo l'eccezione, non penalizziamo tutti perché c'è un'eccezione. No? Cioè, creiamo per quei paesi un'eccezione, ma non che tutto il mondo debba seguire quei 2 o 3 casi. Ok? C'è un ulteriore problema. Come vedete, io non ho mai messo in questa lista che abbiamo analizzato, c'è stato un libro bianco della Presidenza del Consiglio dei Ministri su questi temi, eccetera. Io non ho mai messo il voto elettronico, cioè il voto elettronico al seggio. Perché? Perché per paradosso è la procedura più suscettibile di attacco informatico. È meglio una procedura su internet generale, per cui ognuno vota col suo computer, che il voto, no, in alcune migliaia di seggi.
perché è più suscettibile ad attacchi informatici. 3 anni fa è stata approvata una legge che finanziava la sperimentazione del voto elettronico con 80 milioni di euro e che avrebbe dovuto sperimentarla nel voto del 21 e del 22. D'accordo? È stata fatta una commissione tra Ministero degli Interni e Ministero dell'Innovazione Tecnologica, vi ricordate che c'era allora, per valutare post guerra in Ucraina i rischi e si è deciso di sospendere la sperimentazione. A detta degli esperti, dei tecnici, non era garantita la perfetta sicurezza da attacchi informatici ai seggi. Quindi da tutte queste cose qui voi non troverete mai il voto elettronico al seggio. La domanda è, si può fare qualcos'altro? Ecco, guardate quante cose si possono fare. Vediamo anche altre, entriamo nel dettaglio. Si può semplificare il voto? Sì. Primo, c'è tutto un problema di pulizia delle liste elettorali che riguarda i comuni, che si può semplificare tutto e fare liste elettorali elettroniche, nazionali. Questo consentirebbe, la lista elettorale elettronica nazionale, consentirebbe il voto in luogo diverso di residenza, il voto cioè considererebbe tante cose. Allora, abbiamo fatto la carta digitale, abbiamo lo SPID, abbiamo questo. Adesso passiamo, c'è un progetto in corso con i fondi PNRR presso il Ministero degli Interni di fare le liste elettorali elettroniche e digitalizzate. Vediamo cosa viene fuori, però questo è un primo passo. Secondo punto, anche qui c'è l'ostilità del Ministero degli Interni, ma molti di noi continuano a insistere. Abolire il certificato elettorale. No. Cioè, ho in mano tali e tanti strumenti di verifica dell'identità e di verifica e possibilità di verifica che uno non voti 2 volte, che basta questo benedetto certificato elettorale cartaceo. Terzo, fare l'election day, o 1 o 2 election day l'anno. Cioè più si vota, meno gente va a votare. E più ci sono giorni di voto, più uno sente questo rumore di fondo continuo di campagne elettorali e si stufa, no? Allora, abbiamo contato tra ottobre 2013 e giugno 2018, in meno di 5 anni, 64 consultazioni elettorali nel nostro paese. Ha senso? Si potrebbe utilizzare 2 date, una a primavera e una in autunno, election day, perché le regioni a statuto speciale devono avere le loro date, perché vi faccio un esempio solo. Noi abbiamo votato in autunno per le politiche, amministrative politiche, poi abbiamo votato Lombardia e Lazio a febbraio, per di più la settimana di Sanremo. Non so che genialità, no, cioè, tutti sapevano quando sarebbe stata Sanremo, cioè, non era proprio indispensabile votare, cioè, quando tutti sono, chi vuole la campagna, uno un po' disattento non segue, no? È chiuso. Il 2-3 aprile si vota in Friuli, poi si vota in Sicilia, poi si vota il 14-15 per le amministrative. Ma ci sono anche amministrative in regioni a statuto speciale più avanti. Poi a settembre di nuovo, tornate amministrative. Ecco, anche solo a fini di razionalizzazione si vota 2-3 volte l'anno, ma non 6, 7, 8, 9 volte l'anno. Ecco, perché questo crea un rumore di fondo di disattenzione alla questioni elettorali. Qui avete, adesso ve lo studiate per chi ha voglia,
nel comitato che ha fatto questo libro bianco, oltre a me e a tanti altri, c'era anche un rappresentante del Ministero di Innovazione Tecnologica, e loro avevano già ipotizzato la sperimentazione del certificato elettorale digitale. Uno si può già fare, ecco, questa è l'idea di fondo. E poi abbiamo visto le nuove modalità di votazione: voto elettronico da remoto, i voting, voto per corrispondenza, voto in un seggio diverso dal proprio, voto anticipato presidiato. Come avete visto, sono tutte cose che si fanno in tutto il resto del mondo. Voto anticipato presidiato ve l'ho spiegato, quello per i fuorisede, idem per le persone anziane, barriere a ticket, servizio di trasporto gratuito al seggio, voto a domicilio, eccetera. Ultimo punto, e ho chiuso, mi avviso alle conclusioni. Ecco, come vedete, 45 minuti esatti. La lezione. Promuovere anche la cultura della partecipazione al voto, specie tra i giovani, no? Dove chi va a votare per le prime volte sempre di più neanche sa che si vota, ecco. È stato fatto un esperimento in alcune classi universitarie di Milano prima del voto regionale. Oltre il 70% non sapeva che ci sarebbe stata l'elezione. Non lo so. Perché provate a immaginare, con i manifesti non ci sono più, i partiti meno, eccetera, alla fine la gente neanche sa, no? Specie le giovani generazioni, che ci sia. Un altro punto su cui si è insistito è anche la diversificazione delle sedi elettorali. Solo in Italia si usano le scuole. È l'unico paese al mondo che ha come unico modello il voto a scuola. Ecco, ci sono molti altri, ci sono le biblioteche, ci sono le palestre. Avete visto che quando c'è stato il Covid si è usato di tutto? No? Ecco, anche per il voto si può usare di tutto. Ecco, non è necessario sempre e solo l'istituto scolastico. No? Alla fine, questa avete le tipologie di elettori. Gli elettori anziani sono 4,2 milioni, con gravi difficoltà notorie sono 2,8. Gli elettori temporaneamente fuori sede sono 4,9 milioni, di cui 2 milioni superiori alle 4 ore. Elettori assenti per turismo 380.000, eccetera, e avanti di questo passo. Conclusione. Allora, una parte del lavoro va fatta a livello nazionale. Inevitabilmente c'è la resistenza del Ministero degli Interni. Attenzione, prima di dire che è solo una resistenza burocratica, è una resistenza inevitabile, perché cambiare ogni volta vuol dire il rischio di inefficienze. Però prima o poi bisognerà, come dicono gli informatici, reingegnerizzare tutto il processo elettorale. Cioè, oggi si fa tutto con carta e matita, alle liste elettorali, al calcolo, alla conta, cioè tutto come se il computer non esistesse. Allora, prima o poi, per quante resistenze ci siano, bisogna, e idem per le questioni che vi ho sollevato. No? Si può fare qualcosa a livello regionale? L'idea è almeno studiamoci. Esempio, la provincia di Bolzano ha introdotto il voto per corrispondenza. La provincia di Trento l'ha appena approvato.
Quindi Trento e Bolzano hanno introdotto il voto per corrispondenza e curiosamente la Corte Costituzionale ha fatto finta di non vedere. Per cui è in vigore, ecco. Cioè, per il momento non c'è nessun stop di Corte Costituzionale, no? Dipende dal fatto che quelle sono province a statuto speciale, non mi pare che c'entri con la materia, però questa è materia che rivolgo ai giuristi, agli esperti di diritto costituzionale, ma a me non sembra che questa sia materia specifica, no, delle regioni a statuto speciale. Hanno la data elettorale, hanno le leggi, ma non la questione scheda elettorale, eccetera, eccetera. Quindi forse qualcosa si può fare a livello regionale, sia su questa materia, sia anche su due temi, su altre due questioni che abbiamo visto in questa carrellata. La prima, come dire, sensibilizzare i comuni a essere meno burocratici su tutte le procedure per gli anziani, per i disabili, eccetera, eccetera. Forse una legge di sensibilizzazione, incentivo, qualcosa forse in questo caso potrebbe essere fatto, perché così come sono quelle norme non funzionano. No. Allora, non è che la regione può cambiarle, però può forse sensibilizzare. E in terzo luogo qualche campagna sulla partecipazione al voto, in particolare nelle scuole, tra i giovani, nell'università. Ecco, questo non costa, cioè, no, e non va contro nulla, ecco, di dettami. E nel frattempo provare a sensibilizzare i livelli nazionali sulla necessità che anche il nostro paese non arrivi sempre ultimo su materie di questo tipo, ecco. In tutti i principali paesi, nel rapporto lo trovate, esiste una commissione nazionale per migliorare le procedure di voto. Cioè una commissione nazionale dedicata proprio alla promozione, no? In modo da aggiornare le cose, insomma, da fare. Allora, lo facciamo su tutto tranne che sul voto. Pensate a come è cambiata la sanità con l'introduzione dell'informatica e della digitalizzazione. Riceviamo le cose a casa, facciamo tutti gli esami, cioè è cambiato il mondo. Proprio il voto deve rimanere esattamente come nel 1861. Ecco, questa è la domanda finale e qui mi fermo. Grazie. Mi dava più o meno conferma che la maggior parte dell'attività parlamentare è di fatto l'ICM e atti di questa categoria. Vado a votare ad elezioni altro che recepire per la quale io voto per il Parlamento europeo, l'organo che incide di meno sull'attività dell'Europa, forse qualche dubbio sull'utilità del voto viene. E questo, come dire, un pensiero da Chiaro? Chiaro. Altri, che raccogliamo 2 o 3, poi... Io mi allaccio a quello che ho seguito a suo tempo.
Allora, il primo tentativo di continuità elettorale tra Inter- social. Ricordo che come normativa obbligo per i comuni fare per 50 anni Dici, il diritto elettorale. Allora, anche qui memoria e dopo una ricerca depositata nel magazzino del comune anni prima. Per quale motivo? Ma anche il certificato digitale ufficio il devono muffino. essere conservate. Quindi, che sono costosissimi, allora io però ancora che ce lo faccio. Altre osservazioni? Tanto ragioniamo. Ecco tu. Che cosa? Qui. Solo una considerazione e poi una domanda. L'idea Sì. che se ne possa parlare per 48 ore consecutive non ha nulla a che vedere con... È irrilevante, no? Certo. Passo a cose un emendamento sul voto. Non riesco a ricordare. La Corte non ha eccepito nulla. Il governo non abbia impugnato, la Corte Non si è è stata intervenuto. chiamata e nessuno. C'è qualcun altro? Rispondo. Allora, no, sulla questione Europa perfettamente anche ragione, anche se poi c'è il voto regionale, il voto comunale, quindi insomma ci sono diversi tipi. Tuttavia,
è vero che l'elezione del Parlamento, almeno fino adesso forse qualcosa sta cambiando con le ultime elezioni europee, però fino adesso le elezioni europee erano quelle dove si partecipava meno. No? Poi veniva le regioni, poi i comuni, al netto dell'astensionismo apparente, poi i comuni, poi il Parlamento. Questa è la graduatoria storica della partecipazione. Le ultime elezioni europee hanno segnato un'inversione, una novità, cioè invece di calare, no, c'è stato un leggero aumento della partecipazione al voto nelle elezioni europee, forse dovuta al Covid, cioè al ruolo dell'Europa nel Covid. Provate a rifletterci, insomma, le misure che hanno rilegittimato l'istituzione europea in quel particolare frangente. Questa è una possibile spiegazione. Un'altra è che insomma qualcosa sta cambiando. Ultima considerazione sulla faccenda dell'Europa. L'Europa non può e non è mai intervenuta nelle procedure interne elettorali, cioè non ha competenza, no, in materia elettorale, tanto che ogni paese, anche per le elezioni europee, sceglie la legge elettorale che meglio gli aggrada. Ok? Cioè, e ogni paese ha la sua legge elettorale per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento europeo. Non c'è, mentre banalmente uno immaginerebbe che c'è una legge comune, ecco, tanto perché no, la legge degli Stati Uniti elegge tutti nello stesso modo, ecco. Ecco, quindi c'è un unico punto, se volete, invece di diritto costituzionale comparato: il Parlamento europeo non è un Parlamento. Data la definizione di Parlamento, organo che fa le leggi, no? e delega il governo, dà la fiducia al governo, il Parlamento europeo non fa le leggi e che meno dà la fiducia al governo. Ecco, quindi le due principali funzioni che si attribuisce in qualsiasi manuale di diritto pubblico, di diritto costituzionale al Parlamento, il Parlamento europeo non ce l'ha. Di lì nascono tutta una serie di problemi che, come sapete, angustiano le nostre istituzioni europee. Sulle spese elettorali ha perfettamente ragione. Fa parte di un'altra vicenda tipica italiana per cui, per non cambiare, si lascia tutto come fosse 2 secoli fa. Che senso hanno i tabelloni elettorali? Li si toglie, tanto nessuno appende lì niente, ci sono 2 o 3, no? E ha ragione, nessuno li appende, perché se io vado a vedere i costi-benefici di stampare i manifesti, di andarli ad appendere, di andarli a riappendere ogni volta che qualcuno me li toglie, e avanti di questo passo, un qualsiasi sito internet, una qualsiasi azione di promozione su internet mi costa 100 volte meno e ha 1000 volte più efficacia. No? Ora, per cui sono totalmente d'accordo, ecco, idem sulle liste elettorali elettroniche, eccetera. 2 osservazioni su questo. Primo, la cosa interessante è che in alcuni ambiti la nostra pubblica amministrazione eccelle anche nei confronti europei, quindi non è detto che sia dappertutto così. Faccio 3 esempi. No. INPS. Attenzione che l'informatizzazione, la digitalizzazione, le procedure dell'INPS ci vengono invidiate in molti paesi europei. È un sito, è un'eccellenza, eppure in teoria dovrebbe essere un baraccone, ecco, tanto per ipercentralizzato romano. No? Eppure lì c'è stato un grande innovatore negli anni '80 che era un professore universitario di ingegneria informatica, no? Che si chiamava Biglia e che va a fare il direttore dell'INPS. A volte le persone cambiano le istituzioni. Va a fare il direttore generale dell'INPS per un decennio e lo rovescia come un calzino. Ed è la prima agenzia digitale negli anni 80-90
d'Europa in campo previdenziale. La seconda è parallela, è l'INAIL. L'INAIL funziona benissimo. La terza, a macchia di leopardo, a seconda delle regioni, è la sanità. Anche l'informatizzazione in sanità ha fatto passi da gigante. Voi vedete tutti i passaggi. No? Quindi si può, ecco, questa è l'idea. No? Bisogna, forse, ecco, mettiamola così. Se voi mi chiedete perché lì sì e qua no, cioè perché l'INPS, l'INAIL, la sanità, la mia idea è questa, perché in settori come quelli c'è maggiore pressione del pubblico. Cioè la gente protesta, cioè vuole, mentre sul voto non va a votare, è chiuso, nessuno cioè non c'è un'uguale pressione popolare di opinione pubblica, eccetera. Mentre se uno ritarda a ricevere la pensione si arrabbia e come, no? Mentre le pensioni, che io sappia, vengono proprio il mese dopo che uno ha finito di lavorare, ottiene la pensione senza le sede, va, eccetera, eccetera, eccetera. No? Idem l'INAIL, idem a macchia di leopardo la sanità. Per cui forse un po' più di pressione è quello che spiega perché ci vogliono ancora 50 anni per le liste elettorali. Seconda osservazione su questo, in teoria c'è un progetto PNRR, quindi vediamo se il Ministero degli Interni ha preso decine e decine di milioni, forse centinaia, se non ricordo più, esattamente su un progetto di questo genere. Vediamo cosa succede. No. Lì il rischio concreto, come spesso capita in questi casi, è che si ragioni a silos verticali. Cioè il rischio concreto è che si informatizzi un pezzo dall'A alla Z, un dato pezzo dall'A alla Z e non si metta poi, e siano poco comunicanti, no? Allora, l'idea, non so cosa stia combinando, quindi avviso solo il rischio, però l'idea è che liste elettorali, no? E liste demografiche devono essere un tutt'uno, cioè non può essere che la carta d'identità viaggi per un silos e la lista elettorale per un altro silos, se no viene fuori il caos, no? Come nella sanità, la chirurgia deve andare insieme agli esami, deve andare insieme e avanti di tutto. Cioè non può esserci separazione tra i silos. No? Vediamo cosa riescono a combinare e poi valuteremo. Però un'attenzione particolare dovrebbe essere dedicata a questa, come un'attenzione particolare a informatizzare le procedure elettorali. Metto un sistema elettronico per contare i voti, in modo che le quadrature vengano fuori, e che non ogni volta le quadrature non tornino, almeno no, cioè un foglio Excel bloccato, coperto, cioè non è che ci vuole molto, no? Ecco. In qualche parte si è fatto qualche sperimentazione, qualche comune l'ha fatto, qualche regione, ecco, però la procedura bella, unica, no, consentirebbe di risparmiare un sacco di tempo, di evitare polemiche, eccetera, eccetera. Sul fatto dei riti, sì, attenzione, andare a seggio è come andare a messa. È un rito, no? Cioè, e uno si mette esattamente come se dovesse andare a messa, no? Con tutte le caratteristiche, insomma. O a prendere la comunione, scegliete voi l'esempio, eccetera. Prende la scheda, va dentro, la torna, tira fuori, cioè ha un po' da rito religioso, no? E difatti, secondo alcuni autori, il voto è l'ultimo rito religioso moderno, no? Cioè, ho portato nel voto esattamente tutte le caratteristiche che prima c'erano nei riti ecclesiastici. Ecco. Tuttavia bisogna fare i conti con la modernità, ecco. Cioè, non c'è niente da fare, bisogna farci i conti. Ultima battuta e ho chiuso. Rimangono invece tutte le perplessità sul voto elettronico, in quanto tale, cioè meglio il voto
sul proprio iPhone, sul proprio telefonino, sul proprio iPad che il voto elettronico è seggio. Se voi ricordate, qui una volta parliamo bene del Veneto, ma se voi ricordate il referendum sull'autonomia, no? La regione Lombardia scelse di fare il voto elettronico al seggio, ok? Il Veneto no, ok? Il Veneto la sera aveva tutti i risultati tramite l'osservatorio. Facciamo un po' di pubblicità, l'osservatorio ha funzionato, la sera avevate tutti i risultati del referendum sull'autonomia. In Lombardia ancora non si sa. Cioè, hanno steso un velo pietoso, a un certo punto è dato un risultato ufficioso, ma non esiste più, non c'è la possibilità di avere un risultato ufficiale del voto col sistema elettronico fatto in quell'occasione. No, nessuno ne parla, no? Però ogni tanto è bene ricordarlo, cioè a volte, no, l'importante è fare procedure bene, tutto quanto, e fare quello che fare i primi della classe, ecco, no? Che in questo caso non ha funzionato. Grazie a tutti e buon lavoro.